Quando finisce il film ci sono i titoli di coda dove vengono racchiusi tutti quelli che a vario titolo hanno collaborato con la realizzazione del film o comunque di quell'evento. Io invece non voglio fare titoli di coda, ma in realtà i titoli di testa, nel senso che questa è l'ultima puntata della stagione 2017-2018 di Target, e prima di iniziarla voglio ringraziare tutti quanti hanno collaborato per la buona riuscita di questa nostra trasmissione, ad iniziare naturalmente dalla proprietà e dalla direzione di Televideo Agrigento con Piero, Arturo, Gerlando, tutti i collaboratori, la redazione giornalistica, i tecnici, insomma tutti quelli che settimana dopo settimana, oserei dire anche giorno dopo giorno, lavorano affinché poi ci sia il prodotto finito che voi vedete direttamente nelle vostre case. E poi anche naturalmente tutti gli ospiti, dicevo questa è la 38esima puntata, quindi 38 settimane, ci sono 6, 7, 8 persone ogni puntata, quindi andiamo oltre le 300 persone che si sono così succedute nel nostro studio. Una bella soddisfazione per i riscontri che abbiamo avuto e per quello che è lo spirito di Target, ovvero amplificare, dare voce, dare insomma la possibilità affinché le piccole grandi realtà del nostro territorio trovano una platea più ampia dove esporre quella che è la loro professione, quello che è il loro lavoro, oppure come abbiamo fatto tantissime altre volte dal punto di vista musicale, artistico, del volontariato, del sindacato, insomma tutto veramente abbracciando il nostro territorio. Il meritato riposo, beh, riposo sicuro, meritato credo anche, perché 38 puntate, 38 settimane, insomma, richiedono, come dicevo prima, un buon lavoro che deve essere costante nel vedere, nel sentire quelle che sono appunto le esigenze della nostra provincia e non solo. Target lo vedete su Televideo Agrigento, l'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, e naturalmente nello streaming, negli stessi orari di quello che è il prodotto in digitale, anche sul sito www.televideoagrigento.tv. Poi la puntata, come tutte le altre puntate, viene inserita nel link dedicato della home page del nostro sito e anche su YouTube. Insomma, abbracciamo veramente tutto quello che può essere abbracciato dalla nuova tecnologia. Bene, allora per continuare, anzi per iniziare normalmente la nostra puntata, passo a presentarvi gli ospiti. Iniziando dalla mia sinistra, lui si chiama Gabriele Servidio, è un sottotenente di vascello della Capitaneria di Porto Empedocle. Continuiamo con Carmelina Guarneri, è già stata viceprefetto, adesso con la sua, diciamo così, questo suo amore professione, ma è più amore che professione, di pittrice. Continuiamo con Giuseppina Rizzo, lei è la presidente dell'associazione, si chiama Corte dei Principi di Aragona. Parleremo di questa nobile e antica dinastia della cittadina di Aragona. Proseguiamo con Angelo Caramanno, lui è un insegnante di ISEF, di educazione fisica, ma in questo caso è il vicepresidente provinciale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Gradito ospite si chiama Mamadou Muntaga, spero di aver detto bene, lui è un mediatore culturale dell'associazione Aquarinto. E poi il nostro ospite musicale Davide Licausi. Grazie, buonasera a tutti. Che buonasera a tutti, in maniera insomma molto gradita ritorna almeno un paio di volte l'anno qui su Target. Dicevamo della Corte dei Principi di Aragona, la città di Aragona si può fregiare di avere nobili natali. C'è questa associazione che si chiama Corte dei Principi di Aragona, che ricorda che cosa, professoressa Rizzo? Allora, la Corte dei Principi rivisita la storia del Seicento ispanico. Aragona è nata nel 1606 e noi abbiamo cercato di far rivivere
la storia dei Naselli, che furono i fondatori. Baldassare III fu appunto il fondatore di Aragona. Origini spagnole allora? Origini spagnole, esatto. Il nome Aragona deriva da Donna Beatrice Aragona Branciforte, proprio spagnola. E cerchiamo di esportare questa nostra cultura, anche la nostra storia, non solo in tanti paesi della Sicilia, dove sinceramente troviamo accoglienze spettacolari. D'altronde poi gli spagnoli sono stati dappertutto, insomma, Regno delle Due Sicilie. È vero, è vero. Giocate in casa, ecco. E qua giochiamo in casa, bravo. Ma andiamo anche fuori lo stretto, infatti dal 19 al 22 di luglio saremo a Chiangiano, l'anno scorso siamo stati a Cascia, insomma cerchiamo di far vedere, far conoscere quello che è il nostro passato. Bene, parleremo di questa vostra bella iniziativa e naturalmente lei non è venuta da sola perché, scusa, parliamo di Re di Regina, devo venire con i massimi rappresentanti, e massimi rappresentanti che devono essere introdotti da una musica adeguata, eccola qua insomma. La professoressa Rizzo ha portato con sé i due massimi rappresentanti di questa gloriosa dinastia spagnola, sono il re Filippo IV di Spagna e la regina Marianna d'Austria. Insomma, per avere diversi secoli sono veramente giovani e belli, insomma, però ci sta tutto. Allora, vogliamo parlare del particolare di queste due figure che accompagnano, sono dei tanti che formano il corteo storico della corte dei principi di Aragona? Sì, allora abbiamo Filippo IV di Spagna e donna Marianna d'Austria, perché sono stati coloro che hanno portato Aragona ad essere un principato. Infatti nel 1625 Luigi I, il discendente di Baldassare III, il figlio, diventò principe grazie a questi regnanti. Ecco perché loro fanno parte di tutta la nostra, di tutta la discendenza, anche quella dei Naselli. Sì, se Gerlando vuole il microfono? Sì, va bene, tranquillo. Se Gerlando vuole inquadrare i nostri ospiti, naturalmente li vediamo nella loro magnificenza in quello che è il costume. Sono stati riprodotti fedelmente i costumi, professoressa Rizzo? Sì, abbiamo cercato di riprodurre nella maniera più fedele possibile questi costumi e abbiamo avuto l'aiuto anche di tutte le famiglie di questi ragazzi che fanno parte. A loro va una grande lode, davvero. E dicevo poco fa, i ragazzi hanno conosciuto il passato perché hanno capito che conoscere il passato significa capire il presente e progettare meglio il futuro, e sono ragazzi validissimi, ve lo assicuro. Bene, ne siamo veramente convinti, magari poi li conosceremo più particolarmente. Prego, maestà, posso chiamarla maestà? Accomodatevi, certo. Accomodatevi, siete nostri graditi ospiti, ma in realtà il re Filippo di Svezia è Carmelo Sciortino, mentre la regina Marianna d'Austria è Melissa Giuliana, e poi magari li conosceremo. Dicevo a Davide, hai mai suonato per re, per regine, per nobili, Davide? Io ho suonato per qualche nobile però locale, nel senso che c'è esponenti delle politiche, perché i nobili di oggi sono quelli, poi no? Non è più come i tempi. Non sei andato in una sani. corte sfarzosa? No, sono stato in posti come qualche castello e posti, diciamo, che ricordano un po' i tempi, però sempre nel contesto dei tempi di oggi. Bene, conosciamo anche il nostro ospite dell'associazione Acquarinto, dicevo Mamadou Muntaga, il mediatore culturale. Chi è il mediatore culturale? Quello che fa da tramite, insomma, tra gli ospiti e l'associazione? Sì, il mediatore è una persona che media le cose, il mediatore c'è, un interprete c'è, ma il mediatore è quello che si media e traduce la cosa anche tramite le culture. Certo, non è soltanto, insomma, quello che traduce dalla lingua originale a quella italiana, ma quello che cerca di vedere un po' più a fondo all'interno. Sì, cerca di spiegare bene quello che c'è e anche
nel gestire cultura dell'Africa e qua come si funziona. Qual è il tuo paese di origine? Vengo da Gambia. Vieni dal Gambia? Sì, sì. Da quanti anni qui in Italia? Quasi 4 anni, da Quasi 4 4 anni, sì. Insomma, già ti senti italiano? Sì, veramente sento come italiano perché tutti questi anni quando sono arrivato veramente mi hanno aiutato tanto, mi hanno subito messo in scuola, ho cominciato a studiare bene e poi ho capito che il mondo ho bisogno sempre impegnare e studiare. Bene, poi parleremo della tua esperienza, sia insomma della parte forse un po' più triste, no? Sì, Quella sì. della migrazione e poi anche quella della integrazione. Accanto a Mamadou c'è Angelo Caramanno, lo conoscete soprattutto i seguaci delle trasmissioni sportive per il suo passato di giocatore e allenatore, il suo presente di dirigente della FIGC, insomma. Sì. Sempre impegnato nel mondo dello sport e del calcio in particolare, Angelo. Ma sicuramente, la mia passione, quindi io da 25 anni che sono in questo mondo, con piacere, dal 93 ho ricevuto una benemerenza sabato scorso 23 giugno a Roma. Questo mi gratifica tutti i sacrifici che si fanno nel questo volontariato, perché ci tengo a precisarlo, per noi è un volontariato. Benemerenza in che senso? Per i 20 anni, lavoro? più di 20 anni di attività svolte nella federazione con merito, e siamo stati premiati tanti dirigenti, tante società, eravamo 41 in tutta Italia come diciamo LND, e io ero uno tra i 41, quindi una bella soddisfazione essere premiato dai massimi vertici della Federazione Italiana Gioco Calcio. E come dicevamo, quindi noi vogliamo amplificare queste cose belle che succedono nel nostro territorio e personaggi a noi vicini. Parleremo di questo e di altro con Angelo Caramanno. Continuiamo con Carmelina Guarnieri. Dicevamo il suo impegno nelle istituzioni come viceprefetto e il suo amore smisurato per l'arte e la pittura in particolare. Adesso c'è più tempo, no? Decisamente sì, è da circa un ventennio veramente che io dipingo, solo che naturalmente il mio lavoro non mi ha permesso di potermi esprimere, di poter uscire, diciamo così, allo scoperto. Fin da piccola ho avuto la passione per la pittura, poi peraltro vicino a casa mia abitava un gran pittore, il professore Giulio Cotroneo. Io da bambina andavo sopra, lì eravamo compagni di scuola con la figliuola, andavo sopra, lo ammiravo quando dipingevo, oppure quando in via Atenea si facevano le belle passeggiate, andavo nella sua galleria ad ammirare le sue opere. E quindi sono sempre stata Forse attratta. perché veramente in realtà uno pittore o comunque artista in generale ci deve anche nascere, no? Deve averlo si ha una qualche cosa magari dentro, poi sì, con che la poi tecnica, con la certo. scuola vengono sviluppate tutte quelle che sono le cose da apprendere, però devi averlo veramente dentro. Sì, si deve avere dentro, sì, e poi escono fuori al momento opportuno, quando c'è un'emozione un po' particolare, quando c'è un momento emotivo che fa nascere, diciamo, questo sentimento da trasfondere nelle tele, e qui si scatena tutto il putiferio. Bene, poi parleremo di quella che è insomma la tua arte, dove la dobbiamo inquadrare, ecco, e anche della mostra che possiamo fruire in questi giorni. Conosciamo adesso Gabriele Servidio, lui è un ufficiale, dal punto di vista tecnico è un sottotenente di vascello, che sarebbe poi insomma un tenente con 2 stelle nella classica visione militare della Capitaneria di Porto Guardia Costiera. Gli Angeli del Mare vi chiamano, tenente? Sì. Sì. Angeli del Mare, principalmente e sicuramente per l'attività di soccorso, insomma, che più ci riguarda, soprattutto nell'ultimo periodo, come abbiamo visto dalle attualità. E sicuramente ora in questa fase magari estiva la nostra presenza sulle spiagge, anche in mare, insomma il controllo anche dal punto di vista della sicurezza dei bagnanti, quindi certo. Sicuramente c'è Su questa tutto affezione. Si chiama il servizio, io lo so perché non te lo nascondo, lavoro alla Capitaneria, quindi diciamo che ne sono parte attivo, su tutto l'acronimo SAR, no? Il Search and Rescue che caratterizza appunto contraddistingue l'attività di ricerca e soccorso che svolge in via primaria la Guardia Costiera Capitaneria di Porto, in base appunto alla Convenzione di Amburgo che delinea quelli che sono i limiti SAR degli stati, insomma,
nazionali. Quindi adesso l'estate vuol dire spiaggia, vuol dire mare. Proprio sì. il martedì, il 26, è stata presentata ufficialmente a Palermo questa operazione, ecco, chiamiamola sì. così, questa operazione che si chiama Mare Sicuro. Sì, il martedì 26 è stata presentata nell'ambito della Direzione Marittima di Palermo, da cui noi dipendiamo a livello periferico come compartimento, l'attività appunto Mare Sicuro 2018, attività che ha già preso inizio dal 16 di giugno, allo scorso 16 di giugno, e si protrae fino al 16 di settembre, quindi durante tutta la stagione estiva vede appunto la Guardia Costiera impegnata in quella che è la ovviamente sicurezza dei bagnanti, il monitoraggio anche delle imbarcazioni, laddove dovessero esserci anche dei comportamenti illeciti appunto anche contro gli stessi bagnanti, quindi contro le ordinanze locali, e soprattutto quello che è il nostro dispositivo come Porto Empedocle, che mettiamo a disposizione appunto dei cittadini, oltre 40 uomini, abbiamo 3 motovedette più un piccolo gommone che appunto è particolarmente indicato in quelle località che ben conosciamo sono particolarmente critiche. E poi anche l'estensione del compartimento marittimo di Porto Empedocle, sì, insomma, del circondario di Porto Empedocle, ma anche del compartimento in maniera più larga, perché andiamo da Licata, Porto Empedocle, Sciacca sì, e le isole Pelagio. Insomma, sì, come compartimento si estende ovviamente, come dice lei, dagli uffici circondariali di Lampedusa, Licata e Sciacca, però noi nell'ambito del circondario ovviamente abbiamo un'estensione che va dalla foce del Fiume Naro fino a Secca Grande, quindi parliamo insomma di un'estensione abbastanza notevole. In più, so che avete portato lo spot ufficiale, ecco, di Mare Sicuro, dove si vede, insomma, si racchiude in qualche minuto l'azione della Guardia Costiera, quella che sarà insomma il monitoraggio, quello che sarà il loro lavoro durante l'estate. E prego la regia proprio di mandare in onda il Mare Sicuro 2018 della Guardia Costiera. E il 1530 naturalmente il numero di soccorso in mare. Continuiamo a parlare con il tenente Servidio di quelle che sono insomma le prescrizioni, anche le raccomandazioni per chi va in mare, ma anche per la semplice fruizione della spiaggia. Abbiamo conosciuto il re e la regina, naturalmente anche loro, insomma. Professoressa, possiamo interrogarli? Sì, sì. Con i reali si deve tenere una certa distanza, no? Va bene, possiamo. Allora, dicevamo la regina Marianna d'Austria e Melissa Giuliana. Melissa, una bella responsabilità, insomma, rappresentare la regina, no? Abbastanza, molto importante. Come mai ti sei avvicinata a questa associazione? Beh, inizialmente per curiosità. È nata 5 anni fa la nostra associazione, ho visto la prima sfilata e ho chiesto alla professoressa Giuseppina Rizzo di partecipare e ha accolto con piacere. Subito sei diventata regina? No, inizialmente no, è andata per gradi. È passato un po' di tempo e poi sono diventata Marianna d'Austria. Bene, il re invece Filippo IV di Spagna, Carmelo Sciortino. Sì. Anche tu? Questo percorso, sì, diciamo così, di conoscenza esterna e poi di missione?
Ho iniziato a far parte del corteo storico poco dopo la sua nascita, all'incirca un anno dopo, e ho voluto fare ciò appunto perché la mia passione per le nostre tradizioni storiche e le radici nobiliari del nostro paese mi hanno portato a far conoscere la mia piccola città in tutta la Sicilia e poi anche fuori, in tutta Italia. Bene, bene, grazie allora ai nostri due, è un po' riduttivo chiamarli figuranti, regnanti. Allora, dicevamo di questa voglia di far conoscere le origini della cittadina di Aragona, quindi sicuramente una ricerca storica di quella che è stato il trascorso di Aragona e quindi la nascita della vostra associazione. Quante persone, professoressa? Allora, sono circa 30 persone. E domenica scorsa, 24 di giugno, hanno celebrato loro, assieme ad altri 12 gruppi, la giornata dell'identità storica aragonese. È stato molto bello perché, ecco, mentre danno le immagini, è stato molto bello perché la presenza di questi gruppi magnifici, con costumi spettacolari, che venivano da tutta la Sicilia, e che fanno parte di una associazione regionale che si chiama USARSI, l'acronimo è USARSI, significa Unione Siciliana Associazioni Rievocazioni Storiche, di cui mi onoro di essere la vicepresidente. E questi gruppi tutti insieme, non avete idea della bella manifestazione che hanno creato. Ognuno ha dato il suo contributo, il suo pezzo di storia, la sua pagina di storia. Ma con la nuova generazione, insomma, distratti da Facebook, dai tablet, da tutto quello che la tecnologia offre, c'è in realtà una ricerca e un riscontro nella valorizzazione della propria identità? Sì, per fortuna che c'è. E come ha detto il nostro re, Carmelo, c'è praticamente l'amore, la passione, fanno tutto con amore e compassione. Non è facile, credetemi, andare nei vari paesi della Sicilia, come non è stato facile per questi che sono venuti adesso, però si fa tutto col sorriso sulla bocca, anche le persone grandi, perché non sono solo i ventenni a farne parte, ma anche i settantenni, e sorridono sempre, anche quando sono stanchi per avere fatto lunghe sfilate e lunghe esibizioni. Sono sempre nobili origini di Aragona. Dicevamo che poi, insomma, il regnante o comunque i padroncini sono stati i principi Naselli, no? Sì, sì, i principi Naselli che hanno cominciato con una contea. Baldassare III era un conte e fu lui che fondò Aragona e la chiamò così dal nome della madre, come dicevo poco fa. Però il figlio di Baldassare è riuscito a salire agli onori del principato tramite i due regnanti che sono qua presenti, e quindi da quel momento in poi tutto andò avanti con il principato. Ma i Naselli mangiavano il tagano già allora oppure è arrivato dopo? No. Il tagano, per chi non lo sa, è una specialità tipica di Aragona, insomma una bomba che ti arriva allo stomaco. Una bomba. Non lo mangiavano loro il tagano? No, i Naselli non mangiavano il tagano, stavano più a Comiso e a Palermo, amavano il lusso e la capitale offriva molto di più rispetto a Aragona. Però Aragona aveva un grande castello, ancora oggi visibile e fruibile. Il castello fu fondato da Baldassare IV, quindi dal successore di Luigi I. Questa ricorrenza storica naturalmente ci porta a quello che un po' accomuna tutta la Sicilia, come dicevamo anche l'Italia meridionale, nell'avere radici profonde nella terra di Spagna. Sì, sì. Noi abbiamo avuto veramente grandi radici con la Spagna. Anche perché dalle ricerche storiche molti pensano che non è stata una vera e propria dominazione o colonizzazione, ma è stata vissuta come la propria terra. Sì, il discorso lì sarebbe un poco complesso, perché si vede la dominazione laddove i popoli soffrono per la presenza di una potenza che potrebbe anche non essere adeguata. Invece è stata, secondo me, la volontà di creare in Sicilia questi borghi, che poi divennero paesi e città,
la volontà di allargare questa Spagna di allora, del 600, e anche quella del 500, di qualche secolo prima, di allargarla a livello coloniale, come se fossero nate nuove colonie. E la Sicilia fu davvero una colonia spagnola. Non siamo solo gli aragonesi ad essere, a vantarci di essere di discendenza spagnola, ma tantissimi paesi, e vi assicuro che tutti i paesi non parlano male della dominazione spagnola. Bene, viva Aragona allora e viva la Spagna. Non Grazie. so se viva la Spagna può darsi, noi non siamo ai campionati mondiali, qualcuno potrebbe anche tifare la Spagna, io preferisco pensare che non ci siamo purtroppo. Davide, c'è anche l'influenza spagnola o comunque delle dominazioni che la Sicilia ha avuto nella musica e nelle nostre tradizioni popolari sicuramente? Penso di sì, io faccio presente che non ho tutto quello che hanno fatto mio padre e mio zio, quindi non ho tutto presente. Ci sono depositati alla SIAE 2000 pezzi, quindi non so quello che hanno scritto, a parte i classici che si conoscono, Vittina Crozza, Paci Facemo e tante altre canzoni che sono ormai diventati... Sì, ma in generale sicuramente un'influenza di quelle che sono state le... Hanno scritto di tutto, per cui non penso che manchi la Spagna assolutamente, perché il ricordo dei tuoi parenti è sempre vivo e diciamo che sicuramente non è mai morto, perché grazie alla loro musica le tradizioni siciliane in questo campo sono veramente ancora vivissime. Sì. Loro, devo dire, lo sappiamo anche perché è storico questo, hanno portato la Sicilia in tutto il mondo, cioè negli anni in cui era finita subito il dopoguerra, per cui hanno girato l'Europa per intera, credo che siano stati anche in Spagna, in Belgio, in Germania, in Olanda, l'Europa quasi tutto, e poi hanno toccato nel 60 l'Australia, a Sydney, dove lì sono stati praticamente acclamati perché era oltretutto pieno di molti italiani che la musica immortale dei Licausi, continuate insomma per quello che è poi il tuo essere, sì, anche, io anche da te, quasi 40 ognuno di noi siamo noi stessi, ecco, ovviamente sì. Io ho voluto comunque, anche se da giovane ragazzo, parliamo di più di 35 anni fa, amavo altri generi di musica, altre cose, ho voluto mantenere la tradizione, perché mio padre mi diceva: guarda, il mandolino dice, è uno strumento che ti porta benessere, la chitarra, un genere di musica, la quadriglia, il fox, tutte queste cose che sembravano strano. Io ascoltavo i Deep Purple, ascoltavo il Led Zeppelin nei miei 20 anni, quindi certo. Per me c'era il rock, però poi sono entrato in questa fase dove mio padre mi affascinò con i loro generi che facevano, e da lì io non mi sono più fermato e poi ho continuato comunque. Naturalmente, ma noi ti abbiamo invitato principalmente per sentirti suonare. Canterò pure qualcosa. Ecco, il primo pezzo che ci proponi? Io potrei fare Paci Facemo, io volevo fare 2 pezzi, però nel secondo pezzo congiungere 2 classici che sono stati, uno cantato da Giovanni e ne Moscato. parliamo poi nel secondo pezzo. Sì, va bene. Il primo pezzo invece? Il primo pezzo facciamo Paci Facemo. Bene, conquista allora il centro del nostro studio, lì c'è questo lo lasciamo, noi abbiamo un altro microfono, certo, la tua chitarra ovviamente sì, questa è quella che mi porto in giro per le piazze, per cui è qualcosa di particolare. Un po' conosciuta ormai da tutti. Bene, sì, grazie. Scusate un po' se ci imballiamo a volte un pochettino, ma è anche la diretta. Se mi dicono che posso andare... Come no? Vai! Vado direttamente. Allora, questo pezzo che è stato inciso nel 67 si chiama Paci Facemo, che molti conoscono perché poi è stato riveduto da Rosa Balistreri, cantato anche da Carmen Consoli e tanti altri che lo portano in giro, ma il pezzo nasce nel 1967, cantato da Piero Perli o Piero Licausi, omonimo del nostro regista, che sarebbe poi mio fratello. Nel 67 incise questa canzone che faceva così. Utilo dissi che taglio allassati, meglio la morte, ma nostro dolori, paci facemo, unica reggia mia, sciatto di l'arma mia, l'amore mio sei tu,
paci facemo, unica reggia mia, sciatto di l'arma mia, l'amore mio sei tu. Dove amori l'hai fatto cuttia, ma tu schifiusa, ti vuoi scordare a mia, paci facemo, unica reggia mia, sciatto di l'arma mia, pittia non dormo più. Ai 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 ai, moro 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 moro, vida dudeda, vida dudeda. Ti lo dissi a tia, bitricchia, sto cuore a mia mi sicca, picca 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 picca, paci facemo, unica reggia mia, sciatto di l'arma mia, l'amore mio sei tu. Paci facemo, unica reggia mia, sciatto di l'arma mia, pittia non mangio più. Ti lo dissi cataio all'assari, meglio la morte, ma non sto dolore. Paci facemo, unica reggia mia, sciatto di l'arma mia, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, nai na 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 na, l'amore mio sei tu. Grazie, ritorno al tuo posto. Come può morire mai una canzone del genere, insomma, resterà sicuramente eterna. Ritorniamo alla nostra pittrice, dicevamo, la passione da sempre, che poi, insomma, piano piano va crescendo fino a poi, insomma, a prenderti tutto il tempo a tua disposizione. Buona parte. Buona parte. So che hai preparato, insomma, una bella mostra che sarà fruibile dal mercoledì 27 giugno e fino al 20 di luglio. È una mostra che si ispira un po' agli astri, al cosmo, e quindi si chiama Cosmocromie appositamente. Sono gli astri la tua ispirazione, la tua musa? Questa mostra, questa tipologia sì, quadri, praticamente allora, sì. Fin da bambina sono sempre stata attratta dalle stelle, tutti stiamo un momentino col naso all'insù a guardare le stelle e a fantasticare, bene. Poi guardando un po' attraverso l'internet e con queste nuove esplorazioni che ci sono state dell'universo, del cosmo, questo progresso dell'astronomia, e attraverso le sonde spaziali e i telescopi potenti come quello del Hubble, si vedono delle figure fantastiche, spettacolari, con dei colori meravigliosi, le nebulose che mi hanno attratto moltissimo, altro non sono che pulviscoli, polveri di gas, che quando muore una stella oppure quando nasce una stella c'è un'esplosione. La rappresentazione pittorica richiama proprio questa fantastica di queste nebulose. Ma quando Gabriella Guarniera ha iniziato a dipingere pensava già alle stelle oppure il suo... No, è stato questo particolare. La tua pittura come è iniziata allora? È una pittura, possiamo dire, abbastanza informale, non è, diciamo, un tipo una particolare tipologia, ho seguito un determinato filone, è tutto quello che sentivo dentro. Ho fatto financo il ritratto di Pirandello, naturalmente nella mia fantasia, è ovvio, no? Quindi manco la possiamo chiamare di figurativa, nemmeno quello, e neanche impressionistica, nemmeno quello, ma appunto informale. E questo tipo di pittura che andrò a far vedere in questa mostra è un po' collegata all'astroarte. L'astroarte appunto è una pittura che deriva anche dalla space art dell'America. Noi la possiamo vedere, dicevamo, al Palazzo dei Filippini? Al Palazzo dei Filippini, sì, il mercoledì 27 giugno.
Noi abbiamo qua un ospite, non so se l'abbiamo inquadrato, Gerlando, uno dei quadri di Carmelina Guarneri, insomma, nel particolare... Questa è la nebulosa del Cigno. Sono un po' ignorante. Proprio, sì, si chiama proprio così, nebulosa del Cigno. No, esiste veramente, dico, nel... Sì, no, esiste davvero come sì. nebulosa, esiste veramente. E naturalmente io ne ho fatta un'interpretazione personale. E, come dicevo prima, appunto queste nebulose sono delle nebule, quindi prende il nome da nebula, quindi nuvola, sono di questi corpuscoli appunto, e creano queste figure spettacolari, figure fantastiche. Questa, diciamo, l'hanno chiamata del Cigno perché aveva delle sembianze un po' particolari che somigliavano al cigno. Tenente Servidio, la dottoressa Guarneri parlava di stelle, dico, ma ormai l'ufficiale di Marina sta ancora a guardare le stelle per tracciare la rotta, o anche lì insomma i GPS elettronici hanno un po' scalzato tutta la fantasia? Beh, sicuramente l'ufficiale di Marina che esce dalla formazione, quindi parliamo dell'Accademia Navale piuttosto che la scuola sottufficiale di Taranto, comunque fa un iter di studi che prevede anche quello che è il posizionamento del punto insomma, sulla carta, guardate sempre attraverso le stelle. Sì, attraverso le stelle con l'impiego del sestante. Ancora oggi si usa, ancora oggi è funzionante. Anche infatti, se con il nostro smartphone possiamo dare il punto GPS e ci dice esattamente dove siamo. Sì, però, sì, però lo smartphone può anche non funzionare, finire le batterie, può anche succedere un blackout, diciamo, a livello di sistema, quindi c'è sempre bisogno dell'orientamento stellare. Ritorniamo al nostro mare sicuro, dicevamo la giusta fruizione delle spiagge e del mare, ci sono delle regole da seguire, alcune disposizioni le detta l'assessorato regionale a territorio e ambiente con una direttiva appunto del direttore generale, ma quella che è la salvaguardia della vita umana in mare, quelle che sono le prescrizioni per il giusto uso di mare e specchio acqueo le dà la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto. È un'ordinanza che insomma regola tutto questo. Attraverso un'ordinanza proprio di sicurezza balneare, la Guardia Costiera, in questo caso di Porto Empedocle, nell'ambito del proprio circondario, disciplina quelle che sono tutte le attività che si svolgono principalmente in quella che abbiamo detto è la stagione estiva. Iniziamo dai bagnanti, insomma, dai bagnanti, più semplici. Ecco, sì, dai bagnanti che ovviamente hanno, diciamo, un po' loro sono gli spettatori, quindi ecco, loro sono i fruitori diretti del mare, quindi c'è tutto intorno a loro un sistema di sicurezza che parte principalmente dai concessionari che hanno determinati obblighi, piuttosto che i comuni stessi che hanno ovviamente anche loro delle aree demaniali, ma anche in mare ci sono anche delle restrizioni, ad esempio mi viene in mente il limite delle acque sicure che appunto deve essere sempre indicato anche attraverso delle boe, perché ovviamente la sicurezza è la prima cosa, la salvaguardia della vita umana in mare. Certo, purtroppo, lo dicono anche le cronache, insomma ce ne siamo occupati anche noi, non tutte le spiagge sono tutelate dal servizio di salvamento, dai bagnini, sì. Magari ristrettezze economiche insomma, dei comuni non permettono questa presenza, quindi bisogna stare un po' più attenti. Sì, le aree demaniali sono ovviamente, noi diciamo abbiniamo quella che è il demanio al concessionario del lido stabilimento. In realtà anche le spiagge libere sono di diciamo, gestione del comune, in questo caso Rivierasco, quindi anche in capo al comune c'è la prescrizione e l'obbligo di indicare proprio che in quel tratto di spiaggia anche il servizio di salvataggio e quindi è il bagnante stesso che sa che se andrà in quella spiaggia, quindi usufruirà del mare, deve fare più attenzione. Ovviamente c'è da fare attenzione. Mi viene in mente soprattutto se ci sono dei bambini che ad esempio si trovano insomma, anche in mare, quindi preferire ovviamente le spiagge che hanno questo servizio. Prescrizioni anche per quelle che possono essere le cose un po' più pericolose tra virgolette, tipo non lo so, il kitesurf o
oppure le Esatto. moto d'acqua, Non si insomma, possono delle avvicinare cose a una poi certa insomma, distanza. hanno bisogno di delle regole più precise. Sì, Anche sì. questo prevede l'ordinanza. Sì, l'ordinanza abbraccia tutte le attività, tra cui anche queste qui, che ci sono gli acquascooter, kitesurf, piuttosto anche che i semplici natanti che si avvicinano a quella che è la zona riservata alla balneazione. Non lo possono fare se non in quelle che sono le corsie di lancio, quindi devono ovviamente seguire sempre la traiettoria indicata attraverso le boe, quindi è in capo sempre allo stesso concessionario a creare degli appositi corridoi di lancio e mantenere sempre la velocità dei 3 nodi, quindi mi raccomando anche con la velocità, perché molto spesso la velocità è la causa principale di incidenti, proprio perché poi scorazzare con la moto d'acqua insomma è un po' pericoloso, ci sono delle prescrizioni su tutto, casco, giubbotto e patente. Sì, Queste, insomma, sì, gli acquascooter ovviamente hanno anche una certa portata, vanno dai 500 metri fino a un miglio, quindi parliamo di un'area oltre la quale l'acquascooter, se viene ovviamente fermato, è soggetto a sanzione. Ovviamente il conduttore dell'acquascooter deve avere la patente nautica per obbligo, qualsiasi tipologia di potenza motore, casco, salvagente, comunque questo qui è indicato anche nella stessa ordinanza. Stesse dotazioni di bordo che devono avere le imbarcazioni da diporto, insomma, in relazione a quella che è la loro navigazione dalla costa, ma anche della presenza fisica sopra la barca delle persone. Sì, le imbarcazioni, in questo caso la tipologia delle zattere, che ormai sono diventate obbligatorie su tutte la tipologia di imbarcazioni, il numero è determinato dalla distanza oltre la quale va e dalle persone imbarcate all'interno quindi attraverso il certificato si determina il numero massimo di persone. La piccola barchetta insomma deve avere indicato per la tipologia di navigazione che andrà massimo a condurre, ovviamente, sempre nella portata Dicevate che insomma, da qualche settimana avete iniziato questi controlli, sono indisciplinati? Diciamo che in questa prima fase ancora i controlli sono già iniziati, ma in realtà i controlli noi li facciamo 365 giorni l'anno. In questa fase noi ovviamente ampliamo i controlli, soprattutto quando ci sono condizioni meteo favorevoli, perché essendo ora ovviamente di maggiore persone che vanno per mare. In questa prima fase c'è stato un lieve calo, perché ovviamente le condizioni meteo, come abbiamo visto, di questo giugno sono state un po'... Ma siete cattivi che no, verbalizzate subito, anche date delle indicazioni, delle raccomandazioni, insomma? Ovviamente bisogna valutare il caso concreto e soprattutto la gravità, ecco, dell'infrazione. Ci sono ovviamente delle determinate condotte che vanno ovviamente sanzionate, altre che c'è un'attività preventiva, che ovviamente bisogna vedere la tipologia. E poi su tutto insomma il buonsenso sia del bagnante che è la prima del cosa, navigante, insomma, sa che è in pericolo la sua vita, quindi perché metterla a rischio, no? Adottare tutte quelle che sono le prescrizioni e le giuste norme per fruire bene il mare e per il buon senso è la prima cosa, il rispetto soprattutto dell'altro sulla spiaggia e anche in mare, perché molto spesso noi siamo in vacanza, ci sentiamo di essere liberi, ma in realtà dove ovviamente arriva la nostra libertà, il limite c'è anche quella degli altri, quindi bisogna anche considerare che il mare è di tutti, anche la spiaggia, quindi a mio avviso con questi principi si potrebbero evitare molte... Nello spot di Mare Sicuro abbiamo visto il numero 1530, insomma. Sì, 1530 che è il 24 numero ore su 24 a disposizione di chi ne avesse bisogno. Sì, il 1530 è il numero di emergenza in mare della Guardia Costiera, attivo 24 ore, ovviamente 24 ore su 24, e risponde la sala operativa del compartimento più vicino, quindi noi appunto a Porto Empedocle abbiamo una copertura, ecco, a livello anche di Lampedusa, Sciacca e Licata. Quindi mi raccomando questo numero laddove ci siano emergenze in mare, subito il 1530. Bene, poi concluderemo. Mi pare che tra le prescrizioni ci sia anche quella di non portare gli animali in spiaggia durante il periodo estivo. E come dicevo, la differenziazione tra quello che prescrive la Capitaneria e quello che prescrive l'assessorato regionale, anche per quanto riguarda gli animali proprio in spiaggia. per la sicurezza dei bagnanti. Sì, ma poi la Capitaneria qualche anno fa è una delle
delle prime in Sicilia, ha dedicato anche quest'anno, c'è una parte c'è una della spiaggia riviera che è stata ovviamente designata a dalla Guardia Costiera come spiaggia per animali, per animali, che è quindi quella chi vuole portare distante. il proprio cagnolino comunque Ci sono le spiagge. Sì, spiagge indicate. loro giocano e si divertono e gli altri stanno in sicurezza. Certo. Bene, proseguiamo, come avete visto insomma stiamo affrontando diversi argomenti, spero tutti interessanti per il vostro ascolto. Dicevamo Angelo Caramannolo, lo conosco da bambino, insomma, ci lega un affetto, un'amicizia veramente profonda. L'amore per lo sport e per il calcio diviso in quelle che sono state le sue azioni, giocatore, allenatore, dirigente e adesso rappresentante federale. Ognuno col suo scopo e ognuno insomma con un modo diverso e un'angolatura diversa di vedere il calcio, Angelo. Ma sicuramente, con le varie tappe dell'età naturalmente. Mi collego con il discorso degli spagnoli, anch'io un po' spagnolo perché ho giocato ad Aragona, ho allenato l'Aragona con piacere e quindi mi collego poco fa al discorso dell'Aragona, soprattutto degli spagnoli, quindi questo collegamento lo volevo fare pure. Niente, io Peppe, essere dirigente, essere federale, insomma, ti obbliga a comportarti un po' in maniera diversa, no? Ti dirò, allora, prima giocavo e avevo un tipo di visione diversa dal calcio, poi da allenatore un'altra diversa, poi da dirigente la vedi in maniera completamente diversa come la vedevi prima. Noi facciamo un'attività di prevenzione con il presidente Valenti, che è veramente un presidente che da 4 anni si è insediato da Agrigento, è un presidente molto vulcanico, molto positivo e miriamo soprattutto alla prevenzione. Infatti abbiamo introdotto diversi premi fair play per prevenire appunto eventualmente atti di violenza all'interno del calcio. Infatti dobbiamo dire che con questo tipo di prevenzione nella nostra provincia gli atti di violenza a livello fisico contro gli arbitri e contro i dirigenti sono diminuiti, non dico spariti perché difficilmente si parlerà a questa situazione. Però credo che anche a livello nazionale e mondiale c'è più attenzione a questo, ecco. Si sanziona di più la reazione che magari un fallo di gioco normale. Sì, infatti la direzione è questa e noi cerchiamo nelle nostre prerogative di farla rispettare nella nostra provincia. Facciamo un lavoro veramente molto difficile perché spesso e volentieri col presidente Valente andiamo direttamente nella società quando fanno gli allenamenti a parlare direttamente con i giocatori, con i protagonisti, perché prima facevano riunioni con i dirigenti e spesso questo non veniva veicolato ai calciatori che sono i protagonisti. Adesso andiamo direttamente noi a parlare con i giocatori, a spiegare come funziona il calcio, quali sono le regole, come ci si comporta, quello che succede eventualmente avendo un comportamento scorretto nei confronti degli arbitri, perché adesso c'è il DASPO, una serie di situazioni che veramente sono abbastanza severe e quindi con questo tipo di attività siamo riusciti a portare la violenza ai minimi termini. E devo ringraziare pure il presidente Lopresti che è sempre attento a queste situazioni, è sempre presente e quindi ci conforta sempre, ci dà sempre l'opportunità di essere operativi in tal senso. E dal punto di vista invece proprio sportivo direttamente, le società agrigentine sono vive, sono floride, insomma c'è sempre il calcio il primo sport nazionale? Diciamo che a livello dilettantistico, a livello giovanile sì, ce ne sono tantissime che noi curiamo, vanno avanti e quindi anche perché ho avuto il piacere pure di essere selezionatore della rappresentativa giovanissima juniores e quindi queste società vanno avanti e sempre di più, sono sempre più numerose. Per quanto riguarda invece le società di massimo livello abbiamo difficoltà perché abbiamo l'Agrenas che è retrocessa, la massima squadra della nostra provincia e quindi sotto questo aspetto siamo un pochettino carenti. Si spera che ci possa essere qualcuno che si prenda a cuore le sorti di questa gloriosa società che ho avuto il piacere di allenare l'Agrenas qualche anno fa e che possa portare Agrigento a livello nazionale nel professionismo e quindi a quello che compete a questa gloriosa città. Ma tu stai guardando i mondiali? Sì, ogni tanto li guardo. Ogni tanto lo vedo un po'. Ma perché sai, chi ama il calcio guarda sempre, anche se non c'è l'età. È chiaro che anche il giorno 23 a Roma, quando ho ricevuto questa benemerenza, si è parlato pure di questo. Gianni Rivera ha fatto un intervento proprio su questo. Sto vedendo delle foto che tu utilizzavi, insomma. Gianni Rivera appunto ha fatto un intervento oltre a Bete, Carraro, hanno fatto interventi. Piccolo con Gianni Rivera. Sì, e tutti hanno parlato dei mondiali che l'Italia è assente, dal 1958 è successo una sola volta e Rivera diceva appunto che aveva 15 anni quando questo è avvenuto
e quindi in questo momento la Federcalcio, che come tutti sappiamo è commissariata da Fabricini, si spera che più presto avrà un governo dove porterà sicuramente all'innovazione, delle situazioni dell'attività che portano sicuramente ad avere a livello nazionale qualcosa di più efficace che ci permette di non fare queste magre figure e di non essere mondiale, perché fa rabbia vedere, con tutto il rispetto per il Panama ai mondiali e l'Italia È un peccato veramente grandissimo, però secondo me da queste cadute noi italiani siamo forti e dobbiamo riprenderci ancora più forti. Noi abbiamo questa forza, questa capacità, e quindi sono sicuro che questo diciamo, momento così profondo, stiamo esplorando proprio nel baratro, ci porterà in alto, e sono convinto che fra qualche anno, faccio la profezia, vinceremo i mondiali. Ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo. Questa tua profezia si possa avverare. Ritorniamo a Mamadou, dicevamo mediatore culturale, il tuo percorso di 4 anni fa, insomma, nasce con dei sacrifici, con delle preoccupazioni e con la speranza di arrivare. Sì, certo, quando sono partito da paese mio, che significa il mio paese, quando sono partito e poi ho passato diverse difficoltà, quindi un giorno veramente ero nel deserto, ho sentito come un rifiuto, significa spazzatura, dove non ho posto dove mi devo buttare perché sono in spazzatura, ho sentito così e vedendo... Un momento di sconforto, no? Sì, vedendo i miei altri fratelli soffrivano più di me, ma ero piccolo, ma comunque ce l'ho il coraggio e ho deciso di continuare finché non si trova la pace e il futuro. Quando Anche tu hai fatto la traversata del Mediterraneo? Sì, su un barcone? Sì. E poi quando sono arrivato qua e poi veramente mi hanno accolto e mi hanno fatto vedere che non sono una spazzatura o un rifiuto, ma sono essere umano, e mi hanno aiutato molto a capire che la vita è una cosa molto importante. Ora veramente mi trovo bene, loro sono come una famiglia. All'interno di Acquarindo hai iniziato questo percorso di conoscenza. Già tu parlavi italiano o hai imparato qua piano piano? No, ho imparato qua la lingua italiana e quando sono arrivato ero minore e poi subito dopo mi hanno trasferito, quando sono diventato maggiore mi hanno trasferito a Corinto e quindi da lì ho continuato gli studi, subito cercavo di imparare bene, integrarmi bene, perché si vuole, quando abiti un posto ho bisogno di capire la cultura e come le leggi rispettare. E credo che sia una cosa importante per chi arriva dopo tante sofferenze qui in Italia, trovare qualcuno con il quale poter dialogare, parlare la propria lingua e capire le esigenze. Certo, questa è una cosa fondamentale, perché nei centri accoglienza abbiamo i mediatori. Io prima quando sono arrivato a Corinto c'era il mediatore che mi aiutava a comunicare con gli educatori quando spiegano le cose, quando mi danno documenti, altre cose mi spiegano questo è cosa serve, come si fa quando scade, ma se hai bisogno di fare qualcosa dove devi andare, quindi ci sono le attività, quelle che svolgiamo dentro il centro, e così ho imparato tante cose durante il mio corso di immigrazione e poi subito sono uscito e poi ho cercato a casa, ho cominciato a lavorare nelle commissioni pure piano piano e collaborando con la Corinto. Adesso insomma, l'Italia sta vivendo un momento particolare, no? Una rivisitazione di quelle che sono le regole del soccorso o comunque dell'immigrazione, un po' più rigide. Ecco, non dico che sono buone e sono cattive, non sta a me dirlo, c'è il governo che sta andando in questa direzione, quindi insomma ci pensano loro. E certo, come dici tu, ma il discorso è quando si guarda l'immigrazione, essere immigrato, andare a immigrare è un'altra cosa, perché ti fa imparare tante cose. Ora, come quando ero dall'Africa nel mio paese, ragionavo in un altro modo, ma ora quando sono arrivato qua ho imparato tante cose.
ora vedendo un'altra persona, esempio omosessuale o un'altra religione, è normale per me, possiamo vivere insieme, condividere quello che abbiamo, siamo sempre una famiglia. In questi giorni Acquarindo ha celebrato la festa mondiale del rifugiato. Che cosa avete fatto? Abbiamo fatto... Sì. C'era anche il signore qua, i ragazzi veramente eravamo tutti insieme, hanno fatto un po' l'attività, quindi quelli che cantano, quelli che cantano cantavano, e poi alcuni fanno un po', raccontano un po' le loro storie, quindi fanno la loro cultura. Era molto interessante perché è un giorno molto importante per noi, ti fa ricordare quello che hai passato e dove sei ora e cosa puoi fare per darti un bel coraggio di andare avanti, perché hai passato il passato, quindi qua ora hai avuto nuova vita, nuova strada, con quello che devi fare per il futuro. Bisogna sempre... Ritornando un po' indietro nel tempo, tu sei arrivato anche in Libia, no? Per partire qua dalla Tunisia, da dove sei? No, io sono passato da Libia. Dalla Libia. È vero che lì più che campi di accoglienza ci sono dei lager, delle prigioni? Sì, ci sono tanti là, perché in quel momento sono stato lì dal 2013 al 2014, era difficile perché dopo quando hanno ucciso Gheddafi non c'erano il governo, ci sono i ribelli, e le cose sono peggiorate molto peggio, quindi anche se ce l'hai documenti o non ce l'hai documenti, quando incontrate ti rapinano, ti portano in prigione, ti mandano al lavoro senza pagamento, anche se stai male non puoi andare in ospedale o in farmacia, devi sempre restare là. Ritorniamo alla giornata del rifugiato. È stato un momento di stare insieme, di condividere quelli che sono i diversi modi di essere, no? Certo, la cultura, la religione, a volte anche il cibo, che è un po' diverso. Ti sei adattato al cibo italiano tu? Sì, molto, veramente. Io quando sono arrivato, ho cominciato subito a integrare, a assaggiare, cercare di capire i sapori, certo. E poi ormai mangio solo i cibi italiani. Un bel piatto di pasta, insomma. Un bel piatto di pasta, mi piace tanto lasagna, questo la lasagna. Lasagna è buona. Bene, anche la dottoressa Guarnieri, insomma, un po' partecipe di queste storie, del suo ruolo istituzionale di viceprefetto, insomma, sì, perché sono il presidente supplente della commissione per il riconoscimento dello status dei rifugiati, e quindi a Mamadou io lo conoscevo proprio perché lui ha fatto da mediatore culturale, da interprete per i ragazzi che noi sentiamo. Ecco. Per la Guardia Costiera invece, insomma, non ha importanza la nazione, la religione, il colore della pelle. Si deve salvare la vita umana in mare. Ecco, salvaguardia della vita umana, qualunque vita va salvata in mare. Mi pare giusto. Certo, no, siamo... Non si fa differenza. Ripeto, io poco fa dicevo, dal punto di vista politico non sta qui a me dire se la nuova linea politica del governo è giusta o è sbagliata, insomma, i governanti sono questi e dobbiamo seguire quelle che sono un momento un po' difficile, vero? Un momento particolare. Sì, che nel calcio abbiamo in terza categoria una squadra fatta tutti dei ragazzi che vengono, suoi fratelli dall'Africa, e sono comportati benissimo. È un campionato regolare? Sì, terza categoria, Fontanelle, Dembrosi si chiamano, quindi inizialmente hanno avuto un po' di difficoltà per capire un attimino come funzionavano le regole, queste cose qua, però grazie al lavoro di Osvaldo Cumbo, che è quello che li cura e tutto, sono riusciti a fare un bel campionato, sono classificati mi sembra quinti nella classifica generale, quindi, e poi hanno fatto bella figura, e ci sono pure dei ragazzi bravi veramente, che secondo me possono ambire anche a categorie superiori. Poi senza nulla togliere, no, dal punto di vista fisico sono sicuramente superiori a molto agonistici, però la forza fisica e la prestanza. Qualcuno è pure abbastanza tecnico e quindi può ambire sicuramente a calcare qualche categoria superiore. Molti l'ho ragazzi, visto nel filmato, vogliono fare sì, perché infatti volevo ero un po' sopravpensiero. Volevo spendere 2 parole anche per questa giornata che mi ha insegnato tante cose, al di là che loro vengono qui e imparano le culture, ma ci stanno dando anche delle lezioni di vita, devo dire.
E quindi questo è importante anche per noi che viviamo o pensiamo di vivere in un altro equilibrio che invece vengono a... Io sto collaborando con Acquarinto e quindi da un po' di mesi a questa parte e penso che collaborerò fino a quando loro mi vorranno lì. Io vi posso dire e testimoniare, a parte il fatto della giornata mondiale, quella del 20 giugno, sì, di cui del rifugiato. Sì, io ho preparato dei ragazzi, hanno cantato, altri dovevano suonare, poi i tempi sono stati un po' ristretti, però ho visto l'armonia che c'era tra di loro e il fatto che comunque cioè i loro pensieri un po' davanti a quello che era la musica sparivano per un attimo, no? Perché c'è il divertimento, c'è il piacere, ci sono le ragazze, c'è tutto, diciamo, non manca proprio niente. E quindi io in questo caso, parlando di Acquarinto, vorrei ringraziare, perché questi centri d'accoglienza credo che siano importantissimi in questo posto, diciamo, dove noi viviamo, e poi è la base diciamo, iniziale dell'Europa, e quindi Acquarinto funziona benissimo. I ragazzi nel centro dove lavoro io, al Villaggio Mosè, di cui ringrazio Giusi che è la dirigente, e vorrei ringraziare anche Barbara Spaggiari che mi appoggia, perché lei come diciamo interprete con loro riesce molto però sono arrivato al punto di avere una bella come dire sensazione quando mi trovo lì al centro, ma sì. Vi giuro veramente, sono 20-30 ragazzi, io ho figli, mia figlia ha 25 anni e un maschietto di 22, quindi hanno più o meno la loro età, e vedo che sono quei ragazzi che hanno bisogno di essere un po' come dire capiti. Sicuramente. Per me basta dire questo. Volevo ringraziare comunque Donato Notonico, che è il presidente dell'Acquarinto, Emilio e tutti i collaboratori che ci sono in questa associazione, perché fanno un grandissimo lavoro. Ti sei mangiato tutto lo spazio e non c'è tempo per la seconda canzone. Niente, no, vengo l'anno prossimo. No, assolutamente. Vengo l'anno prossimo, non ci sono problemi. Che cosa ci offri come secondo pezzo? Io come secondo pezzo volevo, anche perché ricordare, a parte mio padre e mio zio, che ormai in Sicilia lo conoscono tutti, certo, sanno chi sono stati e tutto quanto, vorrei ricordare anche Giovanni Moscato, perché è stato uno di quelli che agli inizi degli anni 60 ha collaborato moltissimo con mio padre. Quindi stasera voglio cantare una canzone che ha inciso Moscato, Giovanni Moscato, sempre nel 67, nello stesso LP long plane, diciamo, che hanno fatto, dove c'è Paci Facemo, la canzone era Beggia Beggiassà, e poi c'è congiungerla con la famosa Vittina Crozza, che ormai è diventata quasi doveroso, guai se non lo faccio. Bene, mi cacciate via poi. Conquista allora di nuovo il centro del nostro studio, per voi e per noi qui a Target, Davide Licausi. Eccolo. Rieccomi. Allora, è una classica storia, era Beggia Beggiassà, la cantò nel 67 Giovanni Moscato, oggi la canto io. Speriamo di fare, non dico, ma di avvicinarmi a lui. Dalla Vaneggia dopo San Giovanni ci sta una picciuttuna che nantinna, ancora non via 14 anni e già si ne sentia di riccia e pinna. Fici ricorda allo sozzito, prima cuccole e poi convito, ma era Beggia Beggiassà e si sa può capitare, ma era Beggia Beggiassà e si sa può capitare. A 15 anni appena fatti, Gianni sapia che io sa di ricchiu dotti, faccia torturiari a ricchiu beggi e io cava tutti con una carta. Fici ricorda allo sozzito, prima cuccole e poi con vito, con lo zottore e con lontano,
con Minicheggia e con Bastiano, ma era beggia sa, e si sa che può capitare, ma era beggia sa, e si sa che può capitare. Si maritao con tanto di destino, con certo nardo un tisu sacristano, non era tanto ma picco perchio, era chiossa di buono, anzi soverchio. E già begizza, a maritata, veda più bella di una fata, fece ricorna lo marito, prima con Cola e poi con Vito, con Luzzotura e con Dontano, con Minicheggia e con Bastiano, con Bartolino e con Vicenzo, con Iachinuzzo e con Lorenzo, ma era beggia sa, e si sa mi può capitare, ma era beggia sa, e si sa mi può capitare. Siniero a stare verso la Batia, vicino alla caserma artiglieria, tutto brigato nardo, la taria, e nuzza d'una chiggia ruba via. Nardo è cornuto ma è contenti, cava mogliere affascinanti, Idro è felice la mogliere, ci fa li corna a Cissolara, ci fa li corna lo marito, prima con Cola e poi con Vito, con Luzzotura e con Dontano, con Minicheggia e con Bastiano, con Bartolino e con Vicenzo, con Iachinuzzo e con Lorenzo, con i soldati, con i sergenti, con lo maggiore e l'attinenti, ma era beggia sa, e si sa che può capitare, ma era beggia sa, e si sa che può capitare. Questo un attimo perché effettivamente è una classica storia a quei tempi. Poi, e allora l'omaggio alle cause. L'omaggio ai due maestri che sono Franco Ricausi e Salvatore Ricausi. A loro Vittina Crozza. Vittina Crozza sopra un cannoni, fui curioso e ci fossi spiare. E già mi rispondió, è un gran dolore, morire senza tocco di campani. Rullallero, lallero, 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 lallero. Lallero, 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 lallà. Siniero, siniero, li miei anni. Siniero, siniero, è un saggio donne. Ora che sono arrivata ad 80 anni, lui vivo chiama morte e non risponde. Consatemi sto letto, che di rivermi su mangiato tutto, se non l'ascolto ca lume piccato, lo scotto a chi già vita sangue rotto, lo scotto a chi già vita sangue rotto. Bravo Davide, grazie maestri Licausi. L'orologio non si ferma però, scorre veloce e siamo praticamente arrivati alla chiusura della nostra puntata. Nel salutare e ringraziare i nostri gentili ospiti, chiedo loro di farlo nella maniera tradizionale di Target, perché noi, caro tenente, quando siamo qua non è che dice grazie, arrivederci, no, dovete farlo in maniera un po' particolare, con una frase, non lo so, un pensiero, un buon proposito, insomma un qualcosa che caratterizzi anche il vostro essere e che naturalmente deve essere positivo, perché noi il bicchiere lo vediamo sempre mezzo pieno.
ci aiuta sicuramente Assolutamente. a vivere meglio. Assolutamente. Allora, il grazie della presenza e della partecipazione a Re Filippo IV di Spagna e alla regina Marianna d'Austria, ovvero Carmelo Sciortino e Melissa Giuliana. Vuoi passare il microfono? Continuare in questa bella esperienza, Carmelo? Certamente, e vorrei dire una cosa molto importante: rivalutiamo la nostra storia e le nostre radici, che molto spesso non sono alquanto rivalutate come dovrebbero essere. Grazie a Melissa e al suo ruolo di regina. Vi aspettiamo ad Aragona. Grazie. Grazie a Davide Licausi, sicuramente lo potrete sentire in quest'estate. Sì, in giro per le piazze, Sicilia, sì, sarò anche qua, lavorerò con un teatro, con una compagnia teatrale che si chiamano I Sognatori, e quindi sarò anche sui palchi teatrali. Il tuo saluto, Davide. Il mio saluto è: abbraccio tutti gli agrigentini che amo e adoro e vi voglio tanto bene. Il grazie della presenza e della partecipazione a Mamadou Muntaga, mediatore culturale di Acquarinto. Veramente vi ringrazio tutto. Nella mia cultura si diciamo assalamu alaikum quando devi salutare in modo culturale. Grazie al professore Angelo Caramanno, vicepresidente provinciale della FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio. Niente, io saluto tutti, una buona vacanza per tutti coloro che fanno attività sportiva, che a settembre numerosissime iniziano a praticare qualsiasi tipo di sport, in particolare il calcio. Grazie alla professoressa Giuseppina Rizzo, presidente dell'Associazione Corte dei Principi di Aragona. Io prima di salutarvi intanto vi voglio ringraziare per averci accolto in questo studio e poi volevo fare una considerazione di natura storica. Quando parlava Mamadou ho pensato quanti nostri corregionali andavano fuori dalla Sicilia in cerca di lavoro, in cerca anche di una sistemazione dignitosa, perché da noi c'era la fame. Adesso dovremmo accogliere questa gente anche in nome di questa realtà che è stata davvero triste. Grazie a voi e un grazie alla Proloco che ci ha tanto aiutato il giorno dell'identità storica. Grazie a Carmelina Guarneri e alla sua pittura che guarda alle stelle e agli astri. Esattamente, io invito tutti a venirla a vedere, è una pittura un po' particolare, è un soggetto abbastanza particolare e con questo augurio saluto tutti e buone vacanze anche a voi se andate in ferie. Grazie al sottotenente di vascello della Capitaneria di Porto, Gabriele Serviddio, e la sua estate insomma credo che non sarà di vacanza. Sì, grazie a voi per l'invito e anch'io estendo l'augurio per una buona estate e quindi buon riposo dopo appunto un anno intenso e un anno di attività. E non date molto lavoro alla Capitaneria di Porto, insomma, siate bravi. Grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie soprattutto al gentile pubblico che per questo anno ci ha seguiti. Vi do appuntamento per la prossima stagione a settembre e magari durante l'estate qualche puntatina speciale di Target non guasterà. Grazie a tutti e buone vacanze.